Eder. Mac. Pallister. Caso Chiara Poggi, nuovo testimone scuote l'inchiesta. L'ex vigile del fuoco Antonio e i legami con la madre di Andrea Sempio. Un attacco di panico e molti interrogativi. Un nuovo nome si aggiunge al complesso mosaico dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007. A 18 anni dai fatti, la vicenda torna sotto i riflettori. Questa volta non solo per la recente iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, ma anche per l'emergere di una figura finora rimasta nell'ombra, un ex vigile del fuoco di nome Antonio. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Chi l'ha visto, l'uomo, attualmente in pensione, è stato ascoltato dai carabinieri nell'ambito delle nuove indagini. Non risulta indagato, ma la sua testimonianza potrebbe avere un impatto significativo. Il motivo? Il suo legame con Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. Il nome di Antonio e l'attacco di panico della madre di Sempio. Lunedì scorso, durante un colloquio con i carabinieri, Daniela Ferrari avrebbe avuto un attacco di panico non appena è stato fatto il nome di Antonio. Lo ha riferito l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, secondo cui la donna ha avuto un forte attacco di panico. Un episodio che dimostrerebbe quanto la situazione stia pesando sulla madre del nuovo indagato, già debilitata da una patologia neurologica. Stando sempre alla legale, sarebbe peggiorata proprio a causa delle pressioni legate all'indagine. Secondo quanto appreso dalla redazione di Chi l'ha visto, i carabinieri avrebbero chiesto conto a Daniela Ferrari della sua conoscenza con il vigile Antonio e la donna avrebbe ammesso di conoscerlo da almeno 25 anni. Un rapporto che però lei stessa definisce sporadico, limitato a qualche scambio di messaggi in occasioni come il Natale. I due si sarebbero conosciuti durante un corso di sicurezza tenuto dal pompiere nella casa di riposo, dove all'epoca lavorava la signora Ferrari. Un uomo sconosciuto al resto della famiglia Sempio. Curiosamente, né Andrea Sempio né suo padre, marito di Daniela Ferrari, avrebbero mai saputo nulla di quest'uomo. Nessun ricordo, nessuna menzione. Antonio sarebbe stato del tutto estraneo alla quotidianità familiare. Un dato che solleva interrogativi, se si trattava davvero solo di un conoscente occasionale, perché la sua semplice evocazione ha causato un attacco di panico tanto violento. Il ruolo dell'ex vigile, testimone o chiave di volta? L'esatto ruolo dell'ex vigile del fuoco resta al momento avvolto nel mistero. Non è indagato, ma il fatto che i carabinieri lo abbiano interrogato e che la sua testimonianza possa rimettere in discussione l'alibi di Andrea Sempio indica che la sua posizione non è affatto marginale. Secondo l'avvocato Antonio De Rensis, legale della famiglia Stasi, è dunque interessato a tutte le piste che possano alleggerire o contestualizzare la responsabilità del suo assistito Alberto. Il contributo di Antonio potrebbe avere un effetto dirompente. Noi non abbiamo interesse a spostare dalla scena Stasi, ha dichiarato De Rensis, ma forse altri, quelli che fanno le indagini, aggiungeranno altre persone e forse dopo tutto sarà più chiaro anche per quel che riguarda Alberto. I carabinieri hanno molto ma molto di più di quanto possiamo immaginare al momento. L'alibi di Sempio sotto esame. Andrea Sempio, 37 anni, ha sempre sostenuto di essere rimasto in casa fino alle 10 del mattino del 13 agosto, giorno del delitto. Poi, secondo il suo racconto, sarebbe andato in libreria, trovandola chiusa, e quindi a Garlasco per una visita alla nonna, prima di tornare a casa per pranzo. A supporto di questi spostamenti aveva presentato, già all'epoca, un tagliando di parcheggio. Ma ora la testimonianza di Antonio, i cui dettagli non sono ancora noti, potrebbe rimettere in discussione questa versione. Dubbi e ombre su testimoni e consulenti. Il riemergere di figure dal passato e la fragilità dell'alibi di Sempio non fanno altro che aggiungere strati a una vicenda che sembrava chiusa con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Ma il coinvolgimento di Antonio e il malore della madre di Sempio al solo sentirne il nome alimentano sospetti che vanno oltre il piano investigativo. Perché mai un conoscente di vecchia data, sentito casualmente dai carabinieri, dovrebbe avere il potere di sconvolgere chi, come Daniela Ferrari, sostiene di non aver avuto con lui che rapporti episodici? Il rischio è che ancora una volta si moltiplichino i nuovi testimoni, i nuovi indizi, i nuovi consulenti, come già visto in altre inchieste, senza però che si arrivi mai a una verità più solida.
E in questo senso si fa strada anche una legittima inquietudine. Quella per cui, a distanza di quasi 2 decenni, il caso Poggi rischia di diventare un terreno fertile per suggestioni e ricostruzioni alternative, più che per giustizia concreta. Vogliamo verità per Alessio. La madre denuncia silenzi e omissioni sulla morte del figlio a Ventimiglia di Sicilia. Ventimiglia di Sicilia. Chiedo alla procura di Terme Melesi di fare il suo lavoro e di indagare seriamente sulla morte di mio figlio Alessio. Fino ad ora sembra che ci sia stata solo copertura e omissioni. Con queste parole, cariche di dolore e rabbia, la madre di Alessio lancia un nuovo, accorato appello alle istituzioni a quasi 4 anni dalla scomparsa del figlio. Alessio viveva a Ventimiglia di Sicilia, un piccolo comune della provincia di Palermo, insieme al suo fidanzato. Era un giovane solare, pieno di vita e di sogni. Amava profondamente gli animali, in particolare i suoi conigli ariete nani che allevava con passione. Tra i suoi hobby spiccavano la collezione di Barbie e la cura per la sua cagnolina Matilde, una presenza costante nella sua quotidianità. Era felice, racconta la madre, voleva sposarsi, costruirsi una famiglia. Amava la vita e trasmetteva energia a chiunque gli stesse vicino. Ma da quel giorno maledetto la nostra vita si è fermata. I familiari di Alessio, infatti, denunciano da tempo presunte incongruenze nelle circostanze della sua morte, mai chiarite pienamente dalle autorità. Una battaglia per la verità. Nonostante siano passati anni, la famiglia continua a non avere risposte chiare. Sono quasi 4 anni che stiamo lottando per avere giustizia e verità. Ma tutto quello che abbiamo ricevuto sono silenzi, ritardi e una sensazione costante di essere ignorati. La madre punta il dito contro presunti insabbiamenti e chiede che venga riaperto il fascicolo, se chiuso, o che venga approfondita l'indagine, senza reticenze e senza favoritismi. Al momento non risulta che la procura di Terme Melesi abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche sul caso. Nessuna conferma nemmeno su eventuali indagati o procedimenti aperti, ma la pressione della famiglia cresce. Non possiamo arrenderci. Alessio merita giustizia. Chissà, parli. Chi ha sbagliato paghi. Il ricordo di una vita semplice, piena d'amore. Era un ragazzo buono, con 1000 passioni. Bastava guardarlo con Matilde, la sua cagnolina, per capire quanto amore avesse da dare. Non può finire tutto così nel silenzio. Vogliamo che Alessio venga ricordato per la persona speciale che era e non per le ombre che circondano la sua fine. La famiglia chiede ora che i riflettori si riaccendano su questa vicenda rimasta fin troppo nell'ombra. Un appello alla stampa, alla magistratura, alla società civile. È tempo di agire per Alessio e per tutte le famiglie che aspettano giustizia. Resti umani ritrovati nei boschi di Maranello, diffusi gli abiti della vittima per identificarla. Un teschio, alcune ossa degli arti superiori e brandelli di una vita spezzata. È ciò che è stato scoperto da un passante lo scorso 2 aprile 2022 nei pressi di Torre Maina, frazione collinare del comune di Maranello, in provincia di Modena. Il ritrovamento è avvenuto in un'area boschiva, al di sopra dell'argine sinistro del torrente Tiepido. I resti erano avvolti in un telo di cellofane, abbandonati tra la vegetazione. La scena, raccapricciante, ha subito fatto scattare le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena. A 5 giorni dal ritrovamento, il procuratore capo Luca Masini ha deciso di rendere pubbliche alcune immagini degli indumenti trovati accanto al corpo, nella speranza di ottenere l'aiuto della cittadinanza per dare finalmente un nome alla vittima. Si tratta di abiti chiaramente femminili, una maglietta bianca a maniche lunghe con alcune stampe, un dolcevita nero, un maglione rosso scuro, un reggiseno e un orecchino d'oro. Tutti elementi che potrebbero aiutare qualcuno a riconoscere la persona a cui appartenevano, forse una donna scomparsa da tempo, dimenticata o mai cercata. Le fotografie diffuse mostrano indumenti deteriorati dal tempo e dagli agenti atmosferici, ma ancora riconoscibili. Un tentativo estremo, ma necessario, per restituire dignità a una vittima che, fino ad oggi, è rimasta senza identità. Chissà, parli. È l'appello rivolto dalla Procura alla popolazione. Chiunque abbia notizie o riconosca quei vestiti è invitato a contattare i carabinieri del Comando Provinciale di Modena ai numeri 5 31 6605 e 059 31 6611. Nel frattempo, i resti sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Modena,
dove è in corso un'indagine approfondita per determinare l'identità e le cause della morte. È stato effettuato un prelievo del DNA che verrà comparato con quello di diverse persone scomparse negli ultimi anni. Tra le ipotesi prese in considerazione figura anche quella di un collegamento con il caso di Saman Abbas, la giovane pakistana di 18 anni scomparsa da Novellara, Reggio Emilia, il 30 aprile 2021. La procura di Reggio Emilia è convinta che la ragazza sia stata uccisa dalla sua famiglia dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Le ricerche del corpo di Saman hanno coinvolto decine di uomini, droni, cani molecolari e tecnologie sofisticate, ma fino ad oggi non hanno portato a nulla di concreto. Tuttavia, nessun legame diretto è stato confermato finora tra i resti ritrovati a Maranello e la vicenda della giovane pakistana. Il mistero resta fitto. Chi era quella donna? Da quanto tempo era lì? E soprattutto, chi l'ha abbandonata in quel modo, senza volto, senza nome, tra gli alberi? Domande ancora senza risposta, che aspettano di trovare voce. La speranza degli inquirenti è che qualcuno, guardando quelle immagini, possa riconoscere un dettaglio, un ricordo, un indizio. Solo così forse sarà possibile fare luce su questa morte silenziosa. Il superconsulente è sempre presente, ma i casi restano irrisolti. Il bilancio negativo di Michele Vitiello, ora al fianco di Visintin, nel caso Resinovic. Trieste è tra i volti più noti nel piccolo mondo dei consulenti forensi italiani, Michele Vitiello. Informatico esperto di mobile forensics, viene puntualmente chiamato in causa nei casi più mediatici del paese. Dal caso Orlandi alla tragedia del Mottarone, dalla scomparsa di Denise Pipitone, fino al più recente omicidio di Pierina Paganelli. Ora, Vitiello torna alla ribalta come consulente nominato da Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, indagato per omicidio. Vitiello ha ribadito che seguivo il caso già da prima, anche quando Visintin non era indagato. Su tutto il nuovo materiale raccolto, dopo i recenti sviluppi, non c'è stato ancora modo di fare una discovery totale. Ma è quello che stiamo aspettando di poter fare. A detta del consulente, si tratterebbe di attendere l'accesso completo agli atti per poter analizzare ogni dato, ogni elemento digitale legato alla vicenda. L'attenzione si concentra ora sulla nuova perizia disposta dalla Procura di Trieste. Sì, la Procura ha dato incarico al suo consulente di fare ulteriori accertamenti sui cellulari di Liliana. Si tratta della stessa persona che li ha eseguiti nella fase iniziale delle indagini. Queste analisi si svolgeranno a partire dal 9 maggio. Il focus sarà sui dispositivi elettronici della vittima e per Vitiello verrà fatta una nuova copia forense perché quelle fatte all'epoca risultano superate. Oggi ci sono tecnologie migliorative rispetto al passato e si può procedere a un'estrazione full file system che permetterà di recuperare maggiori dati, tutti quelli cancellati. Il consulente sottolinea come le nuove tecnologie nel campo della mobile forensics offrano strumenti molto più avanzati rispetto al 2021. Le precedenti copie recuperavano tutti i file presenti e poco di ciò che era stato cancellato. Le nuove invece ci permetteranno di raccogliere molte più informazioni. Noi potremo assistere a queste operazioni e spero che vengano concessi anche a noi i dati per poterli analizzare in contraddittorio con il consulente della Procura. E aggiunge, potrebbero venire fuori cose inedite. Dalle nuove analisi potrebbero emergere dati cancellati che all'epoca magari non erano emersi, come messaggi o ricerche sul cellulare finora mai recuperate. Potremmo fare chiarezza anche sui famosi passi che sono stati registrati dal cellulare di Liliana. A chi gli domanda delle difficoltà che potrebbero emergere dopo tanto tempo, Vitiello risponde: la copia forense della GoPro di Sebastiano fu fatta all'epoca e quel tipo di copia era già completa. Quindi a oggi non avrebbe senso fare una nuova analisi su quella tipologia di apparato. Non ci sono state particolari innovazioni per queste tecnologie. Invece, nel mondo della mobile forensics, sono stati fatti grandi passi avanti. Quanto alla conservazione dei dispositivi, rassicura, le difficoltà non dovrebbero essere molte perché i cellulari sono stati sequestrati e conservati dalla polizia giudiziaria. Il cronista gli ha chiesto anche del presunto video che ritrarrebbe un uomo nella zona del ritrovamento del corpo. Nei documenti ufficiali, al momento non si parla di questo video. Quello che potrebbe essere utile, se queste immagini effettivamente esistono, sarebbe una perizia o comparazione fotografica o antropometrica, come quella eseguita per lui da Silva,
indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Se c'è il dubbio che un determinato soggetto sia passato in quel punto, andrà fatto un esperimento giudiziale. Dovrà muoversi seguendo i percorsi che si vedono nel video, facendo delle comparazioni per verificare il grado di compatibilità tra i due soggetti. Ma chi è Michele Vitiello, il consulente che compare con regolarità quasi chirurgica nei casi di cronaca più discussi d'Italia? Alla domanda sui suoi precedenti incarichi, l'informatico snocciola una lista di nomi noti. Per il caso Orlandi, circa una decina di anni fa, un programma televisivo mi chiese di fare una comparazione fonica tra la famosa chiamata dell'americano e la voce dell'uomo che diceva di aver fatto la telefonata. Non trovai abbastanza elementi che permettessero di confermare con una buona probabilità che fosse lui, con gli strumenti dell'epoca. Nel caso Denise Pipitone, Vitiello precisa: sono consulente della mamma della bambina, Piera Maggio, e sono stato incaricato di ripulire alcune intercettazioni fatte all'epoca della scomparsa. Erano rimaste lì perché non si sentivano bene. Io mi ero occupato di restaurare i file, ma ero riuscito a dimostrare che c'erano frasi molto importanti e utili. Sono servite per riaprire quel procedimento di cui era stata richiesta l'archiviazione. Mi dispiace che, dopo tanto lavoro, le frasi importanti emerse non abbiano permesso di aprire indagini nuove, perché quelle parole risalivano a molti anni fa. Peccato non averci lavorato prima. Anche se non è detto che non si possano riaprire cose anche in questo caso. Sul versante giudiziario del Mottarone, infine, sono stato consulente della procura. C'è stato il rinvio a giudizio e dovrò essere sentito su questo tema oggi, quindi non posso dire molto perché deve iniziare il processo. Un curriculum vasto, certo, ma anche costellato di risultati modesti. A ben vedere, nessuno dei casi ai quali Vitiello ha partecipato ha condotto a risoluzioni definitive grazie al suo apporto. Nel caso Orlandi non vi fu alcuna identificazione certa. In quello di Denise Pipitone, le intercettazioni ripulite non hanno riaperto le indagini. E sulla tragedia del Mottarone resta in attesa di testimoniare. Nel bilancio generale, quindi, risalta una verità spesso taciuta nel dibattito mediatico. Questi consulenti, gli stessi nomi che si rincorrono da un caso all'altro, raramente portano a svolte reali. Si muovono di pari passo con l'attenzione pubblica, si inseriscono con rapidità nei fascicoli difensivi o nelle indagini, eppure quasi mai i loro contributi modificano realmente la direzione di un'inchiesta. Eppure sono lì, sempre. Anche quando, come ora nel caso Resinovic, si fa fatica persino ad accedere alla discovery totale o a ottenere le nuove copie forensi. Forse sarebbe il caso di chiedersi, oltre la retorica e i proclami tecnici, se serva davvero continuare ad affidarsi sempre agli stessi esperti, in una giostra che gira da anni ma che per ora sembra restare sempre ferma al punto di partenza. La consulenza tecnica Cattaneo ha ben 5 pagine di letteratura finali. È un lavoro strutturato, è un lavoro meditato, è un lavoro che ha usato tecnologie ed è un lavoro che ha messo in primo piano le lesività, e la professoressa Cattaneo, il suo team, devo dire, hanno ben interpretato e hanno consentito di dire che vi è stata prima sicuramente un'attività lesiva e poi il soffocamento della donna. Per frattura perimortale si deve intendere il fatto che questa frattura ha per colore, per tipologia fratturativa delle modalità e delle caratteristiche che la fanno collocare in fase vitale, magari molto prossima alla morte stessa durante l'aggressione che poi ha portato al decesso. Non possiamo accettare la tesi della manipolazione nella bara o della contusione nella bara, come si vorrebbe far credere, che è una lesione post-mortale, proprio perché non ne ha le caratteristiche. In più c'è da dire che questa, io non voglio dire favola, diciamo rarità delle fratture da bara, cioè delle fratture che si verificano a seguito della manipolazione post-mortale di un corpo, sono oserei dire quasi delle leggende forensi, ecco, dov'è la letteratura a sostegno? Ce lo dice la stessa professoressa Cattaneo, perché dice questa frattura è avvenuta poco prima della morte o poco dopo, per il mortale. Poco dopo, se ci fossero stati dei movimenti, delle manipolazioni del cadavere che non ci risultano.
Quindi pone evidentemente una riserva. Questo vuol dire che se ci fossero state delle manipolazioni, questo avrebbe potuto determinare questa frattura, e questo lo confermo. Una manipolazione significativa c'è stata. Io sono stato quello che per primo ha criticato le modalità di intervento sul sopralluogo, ma non è pensabile di poter attribuire a loro una frattura di questo tipo. Questa è una frattura perimortale. Questo è un caso delle incertezze, perché ci sono varie possibilità. Allora, le lesioni che possono anche essere specifiche sono state provocate da una caduta, da più cadute. Anche la Cattaneo scrive, lo esclude, questa è una sua interpretazione, che potrebbero essere avvenute con una rocambolesca caduta, usa questo termine, può essere caduta più volte. C'era un ematoma al vertice e uno era a livello della regione parietale. Queste rientrano tra quelle famose lesioni da caduta, da botte, ecco, ognuno è libero di interpretarle come vuole. Non a caso anche la professoressa Cattaneo cosa ci dice? Guardate, escludiamo la caduta della signora Risinovic, perché i poli d'urto sono troppo distanti tra di loro e non parlano tra di loro come una singola caduta, e quindi dobbiamo interpretarli come plurimi gesti lesivi nei suoi confronti e con ogni probabilità, per non dire quasi con certezza, dettati da una terza persona, chiaramente. La persona ha il sacchetto in testa, respira, inspira, il sacchetto si attacca al naso, alle vie respiratorie e quindi non può più respirare. Espira, il sacchetto si stacca, e questo succede più volte. Procedendo in questo tipo di manovra, che appunto è dolce, non è brusca, perde i sensi e quindi non ha l'istinto di togliersi il sacchetto dalla testa. Potrebbe essere un'ipotesi sostenibile se non avesse tutte le lesività che la Risinovic ha. È chiaro, si trova un corpo, e sono descritte in letteratura, che ha queste caratteristiche, con 2 sacchi in testa, più o meno legato al collo, questi sacchi più o meno legati al collo. Potrebbe anche dirsi, beh, si è suicidato. Il problema è quando io trovo una frattura ad una vertebra, delle contusioni a livello del volto, le mani contuse, dei poli quindi lesivi che non si attengono, perché un suicida deve avere queste lesività se non è stato colpito da una terza persona. Questo tipo di soffocamento provoca di norma delle petechie a livello della congiuntiva. Si formano delle emorragie sottocongiuntivali che sono tipiche negli occhi. Nel bianco degli occhi vediamo dei puntini rossi, non sono state rilevate, mentre la morte da sacchetto, la plastic bag, di norma non determina questo tipo di emorragia. Dire che non siamo di fronte a un fatto asfittico perché mancano le petecchie è un errore metodologico proprio. La medicina legale è scienza di metodo, cioè dire che manca un reperto quando ce ne sono presenti per dire che è una morte asfittica altri 5 è proprio un errore, oppure è strumentalmente introdotto questo dato. No, non può essere una morte asfittica perché manca la piccola emorragia alla congiuntiva. Beh, ma ci sono tutti i segni polmonari, ci sono altri segni, no? Facciamo convergere i segni e poi si dà un'attribuzione. Era un giorno particolare perché 2 giorni prima, se non erro il giorno prima, gli era stato prelevato un campione di DNA. A lui, all'amico speciale, all'amante di Liliana, Claudio Sterpin, e al vicino di casa, Salvo. Sebastiano, da quando era stato prelevato questo campione genetico, era diventato nervoso, sovrappensiero. Lui inizia a guardare questo mobile poggiato sul lavandino con la di schiena, e io ero seduta al capotavola della cucina, e lui mi guarda e mi dice: ma com'era fatto questo cordino con cui è stata ritrovata Liliana? Io lo guardo e gli dico: in che senso? No, ma proprio come era fatto, com'è fatto, corto, lungo. In quel momento le informazioni note alla stampa erano che era un cordino somigliante allo spago fatto in canapa, e questo glielo riferisco, glielo ribadisco. In quel momento lui si rivolge a me in maniera convinta e mi dice: ma allora sono come quelli che sono in quel cassetto? Mi indica il cassetto, io ero in mezzo a lui e al cassetto, e io dico: quale? Perché
c'erano diversi cassetti, io gli chiedo di indicarmi quale, lui mi dice il secondo partendo dal basso se non ricordo male. Apro questo cassetto, dentro questo cassetto erano magicamente apparse non una, non due, se non ricordo male 3 matasse, comunque una quantità di spago notevole. Io faccio la giornalista e penso che la prima cosa che tu avresti pensato al posto mio sarebbe stata: ma com'è possibile, se la polizia ha ispezionato questa casa? La mia prima domanda è stata: io devo fotografare questa scena, cioè il mio primo pensiero è stato: questo è un elemento di indagine significativo, perché non possono essere comparse oggi. Quindi io faccio quella fotografia. Dunque io mi attivo, come farebbe qualsiasi collega per bene, a consegnare queste matasse in questura. Lui le consegnasse, ovviamente io non le ho volute nemmeno sfiorare quelle matasse, le ha prese Visintin e 3 giorni dopo o 4 giorni dopo, perché specifico che la diretta avveniva di fine settimana, diciamo così, si affacciava al fine settimana, e nel momento in cui io e lui ci accordiamo per portare queste matasse alla squadra mobile, lui sparisce. Nel momento in cui noi andiamo in macchina, lui cerca di convincermi. Durante questa conversazione Visintin mi cerca di persuadermi a cambiare la mia versione dicendo: ti prego, di che sei stata tu ad aprire quel cassetto mentre cercavi una penna. Io ti ho detto solo che le penne erano lì, e in quella circostanza, in quella conversazione io insisto, perché è proprio un principio, penso, base del nostro lavoro, insisto dicendo a Sebastiano di non modificare nulla riguardo a quella circostanza, che sarebbe stato molto pericoloso, al di là dell'intenzione per cui lui lo volesse fare. Io questo non lo posso sapere. Sapevo però che la parte giusta era quella di non mentire agli inquirenti. La cosa che ti dico innanzitutto è che la bugia più grande: io non ho mai messo le mani nei cassetti di Liliana. Davanti a me, dal 5 gennaio, giorno in cui ho incontrato Sebastiano Visintin nella mia vita per la prima volta, 5 gennaio 2022, avrà messo mani nei cassetti di Liliana ogni giorno. Quindi già questo è surreale, no? Penso che ormai tutta l'informazione abbia capito che è surreale. Lui dice di averlo aperto lui il cassetto, ma non è vero. L'ho aperto io, ho scattato io la foto. Lui addirittura dice di aver scattato la foto e averla mandata a lui, all'ispettore. No, quelle sono le mie mani. C'è la mia foto, io ho aperto il cassetto su sua indicazione. Lui cerca di utilizzare tutti. Con Sebastiano bisogna avere la corazza, perché altrimenti con Sebastiano, come direbbe mia madre, entri carceriere e ne esci carcerato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.